La partita contro Villorba in Coppa Italia vuole vederci assolutamente protagonisti, non abbiamo nessuna scusante, vogliamo ben figurare, vogliamo portare alti i colori della società e vorremmo avere il privilegio di disputare una Final 8 di Coppa Italia. Villorba è una squadra molto molto concreta, essenziale, nel senso che interpreta al meglio le giocate principali, importanti, che poi si rendono efficaci. Secondo me il quintetto iniziale sicuramente di caratura può assolutamente aspirare a vincere questo girone di B, può fare bene perché ha cultura, ha esperienza e tutta la società ha un percorso importante. Il palazzetto è uno splendido centro di spettacolo di futsal da sempre e quindi ci sono tutte le premesse. Vorremmo che anche domani sera ci fosse pubblico, vorremmo che domani sera fosse una gara ad alta intensità, di lasciare una traccia. Abbiamo interpretato l'anno scorso un'ottima gara, entrambe le formazioni sono state notevolmente impegnate, vorremmo ripetere quella dell'anno scorso che ci ha visto anche conseguire la vittoria. È una partita che secondo me va interpretata molto strategicamente, essendo eliminazione diretta ed essendo una gara infrasettimana serale, ha una sua lettura particolare. Secondo me verrà disputato una serie di momenti importanti che vedranno favorire una e l'altra squadra. Penso che Villorba, ripeto, sia una realtà importante, lo ha dimostrato fino adesso, ma penso che Favenza possa comunque e abbia il dovere sempre di giocarsela alla pari. Sì, Alessandro Casadio sarà assolutamente della partita, ha ben figurato sabato, un cartellino lo ha penalizzato, secondo me anche una decisione eccessiva del direttore di gara perché Ale è un ragazzo molto corretto in campo, c'è stato un intervento leggermente scomposto ma era il suo primo fallo, quindi, anzi il suo primo fallo nel calcio a 5, quindi direi che mi è sembrato un po' eccessivo. Detto questo, Ale domani sera sarà protagonista come tutti gli altri ragazzi che porto e mi fa piacere perché l'ingresso in campo, nonostante la partita fosse veramente impegnativa anche a livello mentale e nonostante fossimo sotto di una rete, l'ingresso di Ale è stato importante, ci ha dato dei minuti preziosi da un punto di vista anche di risollevamento mentale e di fiducia nel compagno.